Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Assume contorni agghiaccianti l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Gravina di Catania, esattamente in via Etnea, poco prima dell'ingresso della tangenziale, non lontano dal centro commerciale Catanè. Un motociclista infatti è morto dopo essersi scontrato per cause ancora in corso di accertamento contro un camion. Si tratta del noto chirurgo Alfio Garrotto, di 66 anni. Una tragedia ha scosso la comunità di Scicli nel Ragusano, dove un allevatore si è suicidato sparandosi con un colpo di fucile. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, il gesto drammatico è avvenuto durante la notte di Capodanno nella proprietà dell'uomo ricavato in una zona di campagna dove il 79enne ha premuto il grilletto decidendo di farla finita. Sarebbe stata strangolata dalla figlia 17enne, la donna di 55 anni, maestra di una scuola elementare, trovata morta nella propria abitazione di Bagheria, nel Palermitano. La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni al termine del lungo interrogatorio in cui la 17enne ha confessato il delitto. I carabinieri di Sant'Alfio hanno arrestato un 51enne che stava rincorrendo seminudo una donna, minacciandola con un grosso coltello da cucina. La vittima, una 55enne di origine ucraina, una volta al sicuro ha poi raccontato ai carabinieri che quello odierno era solo uno dei numerosi episodi di cui il compagno di recente si era reso protagonista. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.